Addirittura per quanto riguarda la prima batteria dei 100 metri femminili, Duri e Stolavagli si inseriscono rispettivamente al terzo e al quarto posto delle graduatorie italiane stagionali, per dirvi come i ranking di questa stagione stiano per essere demoliti in quasi tutte le specialità. Ma andiamo a vedere quanto accade in questa seconda batteria dei 100 metri femminili, con Gaia Batti, atletica alta toscana in corsia 2, poi Desiree Muraro, attenzione, già campionessa italiana cadette, atletica vicentina in corsia 3, Aurora Brugnoli per le Fiamme Gialle Simoni in corsia numero 4, poi abbiamo in corsia 5 Vicky Ferrari dell'atletica estense, Lucrezia con il 130 Vicky Ferrari è in corsia 5, in corsia 6 per l'astronese Nuovo Nord Affari c'è Lucrezia Filiberti, in corsia 7 per l'associazione Pontevecchio di Bologna Sara Curatolo col 125, e col 140 attenzione a Monica Barbieri, Cuspa Via, che ha corso in 12 eventi quest'anno. Batti, Muraro, Brugnoli, Ferrari, Filiberti, Curatolo e Barbieri, con Muraro e Barbieri come atleti del circoletto rosso. Attenzione anche a Aurora Brugnoli, Muraro quest'anno a 12,42 come miglior tempo. Abbiamo visto come già le graduatorie stagionali, i tempi stagionali siano stati stravolti nel corso della prima batteria. Molto bene Aurora Brugnoli, corsia 4, Desiree Muraro esce, la parte finale esce molto bene sul lanciato, esce Barbieri anche all'esterno, 12,39 per Muraro, poco più alto il tempo di Barbieri. Muraro che quindi va a far segnare il primato stagionale. Decisamente più veloce la prima batteria, nonostante il vento sia stato identico a questa seconda batteria, più 0,9. La situazione intanto nell'alto del decathlon a quota 1,71, misura ottenuta la prima prova da Almagro, Silvestri, Bazza, Pircher, Caiani, Pasqualetto e Bovo. Misura ottenuta la seconda prova da Carugati e Montefalcone. Alberto Nonino entrerà a quota 1,74, ora in pedana c'è Daniele Silvestri, proprio a 1,74, errore per lui. Nel giavellotto delle allieve intanto il miglior lancio finora al 41,64 di Chiara Goffi, atletica Gerdena Raiffeisen, molto giovane ancora questa tornata di qualificazioni. 38,85 lanciato Jeanette Galli nel frattempo. ...38 metri valgono per l'ingresso diretto in finale, attenzione quindi. Goffi e Galli sono automaticamente in finale, possiamo dirvi. Già due atlete quindi già messe in finale nel giavellotto, che la misura di qualificazione era 38,00, è 38,00. Qualificazione anche nel lancio del martello che sta per prendere il via, martello maschile, il martello femminile sarà uno dei piatti forti di questa prima giornata. Partita anche la qualificazione all'asta femminile. I risultati ufficiali della seconda batteria col 12,37 di Muraro, 12,49 di